Tanto ringrazio il direttore e anche Angelo per questo invito. Insomma, è un rilancio, come lo chiama Angelo, è un rinnovo di questo giornale che anche per noi calciatori è molto importante, al di là dei tifosi. Insomma. Io sono stato ora vedendo tanti ragazzi qua, prima insomma, di arrivare nelle prime squadre, sono stato anch'io un giovane, sono stato nei settori giovanili, era a Firenze, e anche lì c'era l'usanza di questi giornali e io ero ancora piccolo, ero un sognatore, e vedendo questi giornali, insomma, dove c'erano scritte tante cose dei giocatori della prima squadra, mi perdevo nel leggere magari qualche segreto, magari leggere le presenze. Ci saranno naturalmente tutte le partite, quindi io mi perdevo nel leggere queste cose e sognavo, quindi mi auguro anche che i giovani di oggi possano sentire questo piccolo esempio da parte mia e cercare, insomma, di trovare anche nelle piccole cose dei sogni per andare avanti e continuare a allenarsi naturalmente sempre bene. Naturalmente sono contento anche perché comunque invece il giornalino di Angelo per me è solo un giornale, per me è un romanzo, perché quando Angelo scrive veramente emoziona.